Oggi siamo qui a parlare della Sicilia come centro di preparazione olimpica. La Sicilia perché si presta per molteplici cose, insomma, a poter ospitare i centri di preparazione olimpica per tantissime discipline. Io in particolar modo faccio riferimento all'atletica leggera che mi ha visto protagonista alle Olimpiadi di Sydney e anche a portare un po' di acqua al mio mulino, insomma, alla città di Paternò, non solo perché in questo momento sono amministratore della città, domani potrei non esserlo, tra domani, tra un anno, quello che è, ma perché sono paternese e perché tengo al mio territorio, a prescindere dalla carica amministrativa. Noi in questa città abbiamo un velodromo che da 13-14 anni è abbandonato e si presta perfettamente per quello che è un centro nazionale che possa ospitare appunto atleti nazionali dal nord Italia, dalla Sicilia, ma soprattutto dal nord Europa, quindi attrarre quello che chiamano i politici turismo sportivo. E non dimentichiamo anche che la Sicilia è il cuore del Mediterraneo. E noi abbiamo una forza, parlo di Paternò ma anche della Sicilia, abbiamo una forza che è l'aeroporto vicinissimo, abbiamo l'alimentazione che è molto semplice rispetto a quella del Nord Africa. Abbiamo la vicinanza con il Nord Europa, oggi siamo a 2 ore dall'aeroporto di Francoforte che collega l'Europa al mondo intero, quindi non ci manca nulla, dobbiamo semplicemente mettere le basi. Non stiamo chiedendo di fare lo stadio olimpico nel deserto, stiamo semplicemente dicendo iniziamo ad attrezzare la nostra terra con quei sistemi che ci possono rendere all'avanguardia nel mondo, siamo troppo indietro.